Buongiorno signorina. Buongiorno signora. Senta, volevo avere un po' di informazioni, ho visto che fate delle escursioni intorno all'isola. Sì, noi organizziamo i giri dell'isola 2 volte al giorno. La partenza una alle 10:30 di mattina e torna all'1, una alle 3 e torna intorno alle 5:30. Se lei poi in serata si trova sull'isola di Stromboli, noi organizziamo la sciara del fuoco. Che cosa è sciara? Andare a vedere le esplosioni via mare sempre con la barca. Più o meno sono 20 euro a singola persona. Ecco. Per fare le escursioni di tutta l'isola. Sia per il giro dell'isola che per la sciara del fuoco. La sera, sì, se volete fare un aperitivo o una cena fuori Stromboli, ce ne andiamo sempre su Ginostra, questa piccola frazione che è molto caratteristica, si mangia ancora a lume di candela, si guarda il mare. Vabbè, è un'escursione proprio più romantica, io sono da sola. Molto molto, anche per le famiglie, ci organizziamo noi, pure l'appuntamento in barca. Ti facciamo trovare pure, guarda, il cavaliere, un bellissimo cavaliere, che qua sull'isola ce ne sono, non ti preoccupare. Ci ha dato tutte le informazioni. La ringrazio, come si chiama? Anna, io Adele. Piacere. Quando vuoi ci trovi qua, se non mi trovi mi troverai qualche mio collaboratore, qualche mio figlio, insomma. Va bene, grazie Anna, grazie. Grazie, ciao. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Do baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get La signora Di Benedetto. E allora posso avere i suoi documenti per favore? Certo. Senta, intanto mi dà anche qualche informazione. Noi siamo qui. Sì. Dalla chiesa in giù si arriva al porto, lungo questa stradina qui. Se va invece dritto di qua, trova una scalettina ed è sulla spiaggia principale di Fico Grande. Ah, quindi la spiaggia è qui vicino? 200 metri. 200 metri. Invece colazione, cena, visto che ho mezza La colazione, pensione. certo, può effettuarla presso il bar Ingrid, che è di fronte alla chiesa, sì, sulla piazza principale. Se vuole può effettuare anche il pranzo e la cena. Per cena è aperto anche come pizzeria e come convenzione ha il diritto allo sconto del 10%. Ok, un'altra informazione, mi conferma il prezzo della stanza? Certo, e allora la camera doppio uso singola e il costo giornaliero è di 100 euro e include la prima colazione. Buongiorno. Gradirebbe acqua, vino. Acqua e un po' di vino locale. Complimenti per il locale perché Grazie. è bellissimo. Poi con la vista su Strombolicchio è stupendo. Grazie. Ma siete aperti anche la sera perché ho visto che fate diverse cose. Proponiamo più o meno ricette che sono tipiche della zona, che possono andare dalle insalate fino alle grigliate. Senta, ma un piatto vostro proprio tipico di Stromboli, Sì. ma anche del vostro ristorante? Sono le bavettine con gamberetti di nassa. Se vuole qualche dettaglio in più, posso chiamare lo chef e lo faccio venire qua. Sì, la ringrazio. Sì. Buongiorno signorina. Buongiorno, lei è lo chef? Ah, ma è sì. giovanissimo, Sì. non me l'aspettavo. Mi è stato detto che fate le bavette, se non sbaglio, con i gamberetti di nassa. Sì, sì. Come è fatto? Praticamente è un piatto non molto difficile, comunque si soffrigge un po' l'olio con l'aglio e si mettono i gamberetti appunto, si sfuma con del vino bianco facendo fare flambè la fiamma, poi si mette noce moscata, pepe, pomodorini pachino, prezzemolo. Quindi un piatto semplice piatto però che semplice, racchiude sì. i profumi e i sapori di questa Siciliani, sì. siciliani, vero? Va bene, la ringrazio per le informazioni. A lei. We ain't going home. It's 6 in the morning. This house is bumping. Grind to get the friction on. We ain't going home. Even when the lights come on. This house is bumping. Bang, it's still going. Questi sono delle more di Stromboli. Allora ne posso assaggiare una? Sì, sì, prego. Se ne prende un bel pugno, se le mette nelle foglie.
Prenda, prenda. Io devo fare la marmellata. Fa la marmellata. Sì, Ma lei sì. dove abita, signor? Qui vicino? Qua vicino. Ah, va bene, ma se poi più tardi la ritrovo, le busso dentro casa, così mi faccio già la marmellata, Buongiorno. Buongiorno. Ho visto una fila fuori, tutte le persone che mangiano il vostro gelato, deve essere ottimo. Per fortuna sì. Senta, che gusti fate? Allora, i Ah, gelati, quindi- i gusti sono tutti sul cartellone. Frutta, la frutta è vera frutta, c'è la mandorla siciliana, il pistacchio siciliano. Senta, allora facciamo un cono con gelso Sì. e mandorla. Poi ho letto tra l'altro che la vostra è una gelateria, è un po' ecologica. Mi spiega un po'? cerchiamo di usare coppette, tutto ciò che riguarda cucchiaini, coppette, tovaglioli, compostabili, riciclati. E utilizzate tutta frutta locale, prodotti Quando locali? possiamo sì, quando possiamo riusciamo a usare limoni anche di stromboli, gelsi di stromboli, fichi. Oh, che bello. Grazie allora, proseguo. Carlo, ieri sera complimenti per la pizza innanzitutto, e mi racconti un po' cosa si può fare da un punto di vista turistico in questa stupenda isola che si può definire l'isola del fuoco, visto che è un vulcano attivo? Sì, innanzitutto Stromboli è aria, acqua, terra e fuoco, viviamo e conviviamo con gli elementi, quindi ovviamente possiamo offrire a chi viene a visitarci innanzitutto il nostro vulcano. Se dall'altra parte abbiamo il borgo di Ginostra che è caratterizzato da 23 abitanti che vivono... 23 abitanti, una famiglia una praticamente. famiglia, dove è un piccolo borgo veramente incantevole, dove l'unico mezzo di trasporto è l'asino. Invece da un punto di vista del quanto si spende qui a Stromboli, sia dalla parte diciamo ricettiva ma anche culinaria, più o meno, mediamente? Ecco. Guarda, nei ristoranti di Stromboli spendi dal 20 ai 25 euro, diciamo che Stromboli è abbastanza varia come prezzi, vai da 50 euro a notte a persona ad agosto fino a un massimo di 120, quindi comunque è accessibile da tutti. Ci sono anche magari dei personaggi, dei vecchietti ai quali posso chiedere qualche informazione sulla Stromboli di una volta? Se vuoi in piazza troverai sempre un vecchietto che lui gira, gli piace raccontare le poesie, si chiama Stefanino e lui è l'ultima memoria storica di quest'isola. Stefanino? Sì, lo trovi sempre in piazza. In piazza, al campanile, ok. si siede sotto l'albero, si prende il fresco. Quanti anni ha Stefanino? 94. 94, è proprio vero che sulle isole c'è proprio una vita che deve essere veramente di qualità e buona. Allora facciamo così Claudio, io ti ringrazio, torno stasera a cena e adesso vado in piazza da Stefanino così mi faccio raccontare qualche altra curiosità di Stromboli. Spero ti piaccia. Stefano, allora, Carlo mi ha detto che tu sei una persona proprio, un personaggio tipico di Il Stromboli. patriarca di Stromboli. Il patriarca di Stromboli addirittura. Ecco. Mi racconti qualcosa di particolare di Stromboli? Perché quest'isola è così bella? È la natura che l'ha fatta bella. È la natura, vero? Lo disse. E sta gente che vengono portano l'allegria. Tanto, Senti, invece il vulcano, visto che comunque Stromboli è un vulcano attivo, c'è Stromboli è un vulcano attivo, eh, ma è un vulcano vecchio e non capace, non si fida di eruttare come eruttava quando io avevo 8 anni e lui è scoppiato nel 1930. I pietre sono arrivate a Stromboliccio, adesso invece scherza. adesso scherza. No, Senti no. Stefano, è stato un piacere conoscerti veramente, ti ringrazio perché mi hai dato tante altre informazioni su questa meravigliosa isola. Vincenzo, Carlo mi ha detto che tu fai una malvasia eccezionale, però tutto mi aspettavo di essere qui accolta in questo modo e tra l'altro con degli isolani veramente doc. Eh sì, effettivamente diciamo la malvasia la fanno loro, ed esattamente mio padre. Quindi, allora, come si chiami? Io, Salvatore. Sì, Salvatore, perfetto. Tu? Giuseppe. Giuseppe, siete fratelli? No, cugini. Sì. Su questo tavolo abbiamo tutto quello che racchiude l'isola di Stromboli, dai capperi alla lava, ai dolcetti di mandorle. Ma quanta fatica c'è dietro, Salvatore? Ce n'è tanta, ce n'è tanta. Senti, ma toglimi una curiosità, io conosco i capperi, ma grossi così io non li ho mai visti.
questi qua è il seme del capo, quindi però si può mangiare anche così, salato. Poi invece questo è veramente un gioiello, questo è un questo gioiello, qua c'è io prima l'ho sorseggiato un attimino, ma devo questo qua dire c'è da lavorare davvero. Si fa, come nasce la malvasia? La malvasia, prima l'uva va raccolta quando è bella matura, da quando si raccoglie e da quando sta al sole fino al torchiamento, diciamo, deve essere sempre asciutto e poi va torchiato e esce a goccia. Ci vuole 48 ore per poter estrarre tutto quello che il succo che rimane. 2 giorni? Sì. Ma il vulcano vi fa compagnia? Sì. Delle volte ci fa spaventare veramente. È inutile dire che uno non si spaventa quando quella bestia là fa rumore, ma rumore vero, non un'eruzione così. Uno meno sta lì sopra e meglio è, perché non si sa mai. Sentite, allora io vi ringrazio perché mi avete regalato un momento veramente bello. Ma voi avete già finito? Ah no, non hai finito la malvasia. No, ora ma questa me la sorseggio e poi vado via. Beh via, vai una volta a lavorare, no? No, che adesso basta, vado a salare i capperi e basta. E basta, poi e vado sotto l'acqua. Giustamente, una bella doccia. Salute. Allora, alla tua. Como me invento arte de magia, como logro que me ames mucho más. Sé que tal vez no lo digas, pero... Senti Massimo, il bar Ingrid più che un bar è un ritrovo per tanti turisti e offre tanti servizi. Sì, il bar Ingrid nasce nel 1989, nasce come ritrovo Ingrid, sì, fa la colazione, il pranzo, l'aperitivo, la cena, dopo cena, un po' tutto, diciamo. Ecco, io sono venuta stamattina e ho fatto una colazione, più che colazione è un banchetto, è un'esplosione di dolci, di cornetti, hai di tutto praticamente. Noi abbiamo quasi 22-23 tipi di cornetti diversi, dal mirtillo al gelso, al limone, all'arancia. Come mai hai scelto il nome Ingrid? Dedicato alla Bergman, che nel 1949 col film Stromboli fece conoscere l'isola al mondo, diciamo. E poi ovviamente hai una vista che praticamente questo è un posto unico, non so come definirlo, è una meraviglia, tutte queste terrazze sfalsate che danno tra l'altro una vista su Strombolicchio, se non sbaglio, no? Su Strombolicchio, sul vulcano. Senti Massimo, secondo te cosa devo portare dentro di Stromboli con me? Ma i profumi, i colori che sono fondamentali, anche il fatto che non ci siano luci per le strade, le stelle, o il fatto della sabbia nera, giusti i contrasti, il blu, il nero, il rosso del vulcano, che sono colori e cose che questo connubio tutti assieme difficilmente lo trovi in altri posti. È veramente una terra, come ho detto, insomma sto scoprendo in questi giorni, veramente infuocata, dove il vulcano comunque ha la sua parte, è importante. Per noi è come il battito del cuore, non sentire il vulcano è come se mancasse qualcosa del genere per chi vive sull'isola. Senti Massimo, allora io ti ringrazio di tutto, torno sicuramente a trovarti magari in un altro periodo per fare un'altra vacanza. Torno volentieri al Grazie a te. Si has cambiado de opinión y no te vas, si tu vuelo de las 3 cancelarás, como me invento arte de magia, como logro que me... Salve Gaetano? Sì. Piacere, Adele, mi hanno parlato di lei su tutte le isole Eolie, mi hanno detto se vai a Stromboli c'è Gaetano sulla spiaggia che pesca ogni mattina, è vero? Va bene, a pescare andiamo, certo, è il nostro mestiere. Dobbiamo andare a pescare, siamo pescatori. Senti, che pesci si pescano in questo meraviglioso mare? Un po' di tutto, dipende dalla fortuna poi. Stamattina dai, che hai pescato? Abbiamo pescato un po' di triglie, un po' qualche aragosta. Certo. Ma a che ora inizia la pesca qui? Ma noi usciamo la mattina all'alba, verso le 4, 4 e mezza. Prestissimo, rientrate? Rientriamo verso le 7, le 8, dipende. Delle volte le reti si attaccano alle rocce, ci vuole più tempo per liberarle, dipende. Ma delfini si vedono? Certe volte sì, adesso non ci sono, ma in primavera ce n'erano di più. Stromboli è bella anche d'inverno? Certo, Stromboli è sempre bella. Sempre bella, vero? Le 4 stagioni tutte belle sono. Tu quando vai fuori poi dici chi me lo fa fare di andare in vacanza fuori con una meraviglia così, giusto? No, che c'entra? Quello è il fatto che ti richiama lo Stromboli, stai un po' fuori, dopo le tue abitudini, le tue cose, lo Stromboli fa parte di noi. Noi diciamo siamo i figli di Stromboli vivendo su bellissima questa cosa, siete i figli di Stromboli, quindi sì, siete innamorati di quest'isola. Certo. Sé que tal vez
pasión. Llévame contigo. No seas malita y no, no, no. Llévame contigo. Si te vas de vacación. Llévame contigo. Que sea de chaperón. Mimmo, adesso dove ci troviamo? Adesso in questo momento ci troviamo all'isolotto di Dattilo. Di Dattilo, qual è la sua particolarità? La sua particolarità è perché Dattilo significa dito, Ah, è dal dito. greco attilografia. Attilografia. Senti, ma questo è anche questo un isolotto vulcanico, vero? Certo, Dattilo è di origine vulcanica. Senti, tu ovviamente sei un esperto delle isole Eolie e del mare, vero? Direi che sono forse uno dei più vecchi, che quasi da 45 anni che faccio questo servizio, ne faccio uno ma lo faccio bene. 45 anni che porti quindi turisti in giro per le isole Eolie. Ok, senti, allora proseguiamo questo viaggio così ogni tanto mi spieghi dove mi stai portando, Perfetto. va bene? Ok. Mimmo, ma queste bollicine che vediamo qui in questo momento, che cosa sono? Cosa c'è sotto quest'acqua? Sono dei gas che vengono dalla profondità del mare. L'isola è nata già con la formazione vulcanica così, però adesso si sono un pochettino accentuati di più. Durante il periodo del 2002, quando ci fu il maremoto a Panarea, si verificarono questi eventi naturali. Mi stavi dicendo che Panarea praticamente è ancora un vulcano, è inattivo ma al tempo stesso attivo. È attivo, Ecco. certamente che è attivo. Qua siamo proprio sulla faglia, siamo sulla faglia rossa, perché abbiamo anche il Marsigli che scende da Napoli, da Capo Palinoro, che va a finire in Sicilia. Senti, questa è una zona sicuramente piena di tanti reperti archeologici, in particolar modo anche a Panarea sono stati ritrovati tante Certamente, cose. perché questi scogli non erano segnalati sulle carte nautiche all'epoca, e allora tutte le navi greco-romane andavano a sbattere con il loro carico di anfore e tutto il resto che veniva, e tutti i reperti sono al Museo Archeologico di Lipari. Senti Mimmo, tu vai a pesca tra una gita turistica e l'altra con la tua barca? Sì, qualche volta vado anche a traina, vado a Tonnetti, vado anche a Ricciole, porto qualcuno. Ah vabbè, insomma, ogni tanto Facciamo anche qualche questo piccola fai. attività anche di pesca. Perché qui sotto poi tra l'altro ci sono praticamente tantissimi pesci. Che pesci ci sono? Tutta Panarea. Sono i pesci del Mediterraneo, ci sono le soglie, ci sono le triglie, le seppie, ci sono i polipetti. Senti, ma qual è la prima isola emersa? La prima isola Panarea, delle Eolie e Panarea. Panarea, e quindi è anche la più giù, la più vecchia, diciamo. È la più così. vecchia come arcipelago eoliano, ma la prima che è emersa è stata Ustica del Tirreno. Ustica. E invece la più vecchia, la più giovane? La più giovane è Stromboli. Ah, Stromboli. È Stromboli la più giovane, significa trottola. Trottola. Stromboli significa trottola, e Ginostra è una piccola frazione che si chiama Ginostra, e Ginestre, dove c'è il porticello più piccolo del mondo che si chiama il Pertuso, dentro il buco. E Panarea invece è la seconda isola più piccola, se non sbaglio. Esatto. Panarea è la più piccola delle Eolie. La più piccola delle 3,2. Eolie. Bene. Presento un mio carissimo amico. Dove vuoi andare a mangiare? Dell'ottimo pesce. La trattoria da Francesco. Ah, ciao, piacere, salvo. Ciao Mimmo, è stato un Ciao, piacere. è stato un piacere anche per te. Piacere, Adele. Francesco, avete già deciso cosa... Un vostro piatto, visto che allora, mi hanno detto che cucinate bene. In cucina stavano preparando le polpettine di melanzana, avevamo pensato a questo. Va bene. In cucina? Allora, in cucina abbiamo la mamma e anche la nonna. Veramente buone, ottime. Senti Salvo, ma che altri piatti fate, visto che la vostra è veramente una cucina del territorio? Possiamo fare le alici al beccafico, panate fritte, il polipo, abbiamo il risotto alla pescatora, la tagliata di tonno col sesamo, oppure gli involtini di pesce spada. Mamma mia. E anche il filetto di spatola. Tu sei nato praticamente qui a Panarea, quindi sicuramente puoi darmi qualche informazione. Ti offre tante possibilità, sia per i giovani che vogliono divertirsi, ma anche per le coppiette che si vogliono rilassare. Dipende dal periodo in cui decidi di venire a Panarea. Senti, visto che parliamo sempre di cibo e che mi hai detto tutti i piatti che avete fatto, che fate qui veramente da Francesco, le polpettine, a questo punto posso sapere la ricetta? Certo. Sempre in cucina chi trovo, nonna o mamma? La mamma, te la faccio raccontare da lei. Perfetto, allora finisco questa e poi magari andiamo da mamma. D'accordo, ok. Per la preparazione di queste polpette bisogna prendere delle melanzane, metterle in forno intere e farle scottare. Bisogna pelarle, prenderne la polpa, si riduce in polpiglia, si unisce dell'uovo, poi si unisce del parmigiano, della mollica, del sale, si prepara un incavo, si mette dentro del formaggio, si richiude, dopodiché si friggono.
questo, è meraviglioso. Ah, benissimo, hai scelto bene perché questo qui è un nostro batik. Notavo che veramente è una tecnica, non so, i disegni sono particolari, sì, quindi siamo famosi per la tecnica del batik. Sono disegnati dalla nostra titolare. Ah, eccola qui. Piacere signora, io mi presento, come si chiama lei? Miriam. Miriam, Adele. Questi disegni vengono fatti a mano? Tutti a mano. Tutti a mano. Fanno i tamponi con il rame e poi si stampa con la gel. Questo è per il nostro logo. Ah, questo è il vostro logo, quindi viene utilizzato questo tampone. Viene doppio, viene tagliato e serve da una parte e dall'altra. E deve essere bravissimo, altrimenti fa la doppia riga. Hai capito? Questo è l'importante, per questo che il batik è stata dichiarata patrimonio dell'umanità, perché c'è dietro tutta una storia di questa gente, di questa manualità incredibile. E rendere quindi il capo armonioso, insomma, è sempre femminile. È portabile in 100.000 modi. C'ho la chitarra, Buonasera, piacere. Adele. Joseph. Senta, possiamo darci del tu? Assolutamente, sì. Senta, volevo avere un po' di informazioni sul vostro locale perché ho visto che, a parte che è bellissimo. Allora, noi facciamo un bar, un lounge bar e poi la sera si trasforma in aperitivi prima e dopo in una discoteca. Allora dammi un consiglio, visto che io Sì. sono in vacanza qui a Panarea, come deve essere la giornata di un turista proprio tipica? Il barchino al mattino, fare il giro. Può essere Calaiunco, può essere dietro l'isola dove è tutta strapiombo sul mare, con uno scenario, un colore di acqua che muta e cambia in continuazione, oppure gli isolotti, Basiluzzo, l'Isca Bianca, poi si torna al pomeriggio, non si fa subito la doccia, si fa l'aperitivo. Quindi prima si fa l'aperitivo, si fa l'aperitivo, alle 10 la doccia e poi si va a cena e poi chiaramente la vita notturna certo. di Panarea. E si balla fino alla mattina. Sì. Ma è cambiato un po' anche nel tempo proprio? Chiaramente sì, è cambiato, però è tutto sempre nel rispetto assoluto dell'isola, della bellezza dell'isola, della natura, non c'è la luce per le strade in modo che si possa la notte gustare, vedi, passeggiare. Questa è una cosa simile a Stromboli. E la sera quando c'è la luna piena, il bianco delle case riflette, è uno spettacolo stupendo. Stupendo. E poi ci sono locali come tuoi che comunque con tutte le luci, un po' la musica. Sì, le candele, chiaro. È tutta un'atmosfera soft. Assolutamente. Senti Joseph, io ti ringrazio per tutte queste informazioni, ringrazio per te. la bella serata. Io rimango qui perché Sì. tanto più tardi si vedremo, balla, sì. certo, Con così ci piacere. facciamo due salti in pista insieme Assolutamente, allora. sì. Ti ringrazio Grazie a te, allora, grazie. grazie. Ciao. Volevo mangiare un primo, cosa mi consiglia? Allora, abbiamo spaghetti del capitano. Spaghetti del capitano, va bene, mi fido. Veramente buona, complimenti. Senta, posso sapere un po' come è fatta la ricetta? Certo, un attimo, chiamo lo chef. Buonasera. Buonasera. È stato di suo gradimento il tutto? Complimenti, veramente. Come si chiama lei? Io mi chiamo Giuseppe. Giuseppe, piacere. Adele. Veramente ottimi i piatti Bene. che ho assaggiato. Il pesce freschissimo, ma soprattutto gli spaghetti. Lo spaghetto del capitano, sì, è Sì. un piatto particolare quello, molto semplice, sfizioso, facile da preparare. Basta un'acciughetta, un pomodorino e dell'aglio e del prezzemolo. Un paio di spicchietti d'aglio, poi si preparano delle acciughette fatte da me in salamoia, di cui poi si prende una padella, aglio, olio, deve essere leggermente piccantino, acciughetta, pachino e del prezzemolo finale. Si lascia cuocere proprio 2 minuti, il tempo che si scioglie leggermente il pomodorino. Sul finire del mantecare la pasta e si aggiunge un po' di pan grattato, saltato in padella con del finocchietto selvatico tipico dell'isola. Senta, che altri piatti fa? Beh, facciamo molto pesce, quindi chiaramente dai ravioli ripieni di cernia alle tagliate di tonno,
ai risotti, frutti di mare in abbondanza. Beh, quindi una cucina tipica isolana, insomma. Mediterranea, isolana, sì, molto. Senta, una curiosità, ma come mai si chiama Adelina? Adelina perché è un ristorante che era di mia madre, è uno dei primi ristoranti dell'isola, e è rimasto il suo nome. Bene, allora complimenti. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. City near Piccadilly, don't really know how I got here. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road, day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be the good life. This has gotta be the good life. This could really be the good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. Antonio, mi hanno detto che tu sei l'unico macellaio di Panarea e non solo, ma come mai una macelleria a Panarea? È una cosa, insomma, che fa tra l'altro ristorazione? Perché mio padre era in Argentina insieme a me e siamo tornati negli anni 70 e come a Panarea macelleria non c'era, ha continuato il suo mestiere e abbiamo anche fatto il ristorante di carne come si usa in Argentina. E oggi tu quindi hai questa attività che fa praticamente, cucina esclusivamente carne? Sì, la carne è lavorata da me, la curo abbastanza, io soffriscono quelle che vengono a comprarla anche in macelleria, essendo che io compro sempre la carne di prima scelta. No? Ma siete sempre aperti anche d'inverno? No, d'inverno no, sono qua a riposo, perché mi piace Panarea, sto qua e soffriscono quei pochi clienti che vengono. Ecco, però se un turista viene d'inverno e ti bussa, tu gli apri, insomma. Se un turista viene d'inverno sono sempre a disposizione. Una tua piccola ricetta con la carne, ad esempio, cosa costa? Poi ci metto un succhetto che preparo io, che è molto segreto, che la fa diventare ancora più buona questa carne, più saporita. Senti, ma io so che c'è anche una cantina qui nel tuo ristorante, sì, quindi ovviamente vicino a una bella bistecca ci vuole anche una buona bottiglia di vino. Come vino sono abbastanza sortito perché è giusto, come dice te, una buona carne ci vuole un buon vino. Senti Antonio, allora io faccio così, siccome tanto questi giorni sarò a Panarea, vengo a gustare una tua bella bistecca. Ho scelto questo. Questo? Sì. Si può avere anche con un altro tipo di tacco, un po' più alto, può anche cambiare il colore della fascetta, il tutto viene fatto anche su misura, al suo piede. Ecco, visto che questi sono proprio sandali artigianali, sì, quindi mi spiega un po' la lavorazione. Prego, si accomodi che gli faccio misurare anche la pianta per vedere il numero reale. Da chi è nata l'idea di fare i sandali? L'idea da mia nonna. Ah, da sua nonna. Faceva prima i sandali e a sua volta ha tramandato a me la sua arte. Formiamo già il modello. Quindi per realizzare un sandalo, come ognuno può venire qui, scegliere il modello e sceglie il modello e lo creiamo anche insieme, volendo lo può anche modificare, aggiungendo una pietra, un gioiello o cambiando anche la tipologia del materiale. Good life.
io questa mattina ho fatto un giro in barca con voi, sono stata benissimo. Mi spiegate però quali altri servizi offrite? Anzi, lo chiedo a Claudia perché ho scoperto che lei che si occupa un po' più della gestione commerciale per i turisti. Ecco Claudia, cosa fate voi? Allora, oltre a affittare le barche abbiamo anche il giro dell'isola, poi giri sulle altre isole, le giri. Insomma, comunque... fate quindi un giro per tutte le isole. Tanti turisti vengono qui ogni anno, ma qual è il periodo più bello per visitare proprio Panarea? Se hai 18-20 anni, agosto è sicuramente il periodo migliore se ti vuoi divertire, perché oltre il mare comunque c'è anche una vita mondana qui di sera. Se sei un po' superati i 25-30 e vuoi apprezzare veramente le bellezze, da settembre e giugno anche sono... Quanto si spende per fare un po' il giro turistico? Dimmi un po'. Di solito chiediamo 30 euro a persona per fare una giornata di mare. Quindi una giornata... A gruppo però. Ah, a gruppo, quindi un gruppo più o meno quante persone sono? 10 persone. Beh dai, allora si può fare tranquillamente. Sì. Quando aprite la vostra attività? A giugno. A giugno fino? Fino a fine settembre. Fino a fine settembre. You gotta take it in. This is gonna be a good life. This is gonna be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't find. Buonasera, senta, vorrei un cocktail, mi dà qualche consiglio? Sì, un buonissimo spritz. Va bene. Buonasera, è Buonasera. la prima volta che viene a Panarea? Sì, è la prima volta, devo dire sono già innamorata, un posto bellissimo. Se mi segue le spiego un po' come funziona sulla nostra... Va bene, la ringrazio, va bene. Prende allora un aperitivo insieme a me? Molto volentieri. Giovanni, allora mi hai detto che fate tante cose qui a Raia, cosa organizzate però in particolare? Facciamo l'aperitivo dove la gente si incontra, poi organizziamo col ristorante, abbiamo un ristorante bio, quindi con prodotti biologici, poi c'è la discoteca che dura fino all'alba, quindi diciamo svolgiamo tutte queste attività che è un punto di incontro alla fine per tutta la gente che viene qua, poi questo è un locale storico dell'isola, quindi... Ecco sì, infatti mi hanno detto che veramente insomma rappresenta un po' un punto di riferimento per l'isola di Panarea, come per anche per tanti turisti. Diciamo, senti, un piatto vostro tipico ad esempio qual è? Quest'anno, il piatto di quest'anno sono dei gnocchi neri fatti con il nero di seppia. Hai detto il pesce, che pesce c'è qui a Panarea? Qua è diciamo, vabbè, la cernia è diciamo, la regina di questi mari, poi molti scorfani, bentici, quelli saraghi molti, quelli sono i pesci diciamo, che si pescano principalmente qua. Il vostro pubblico sono solamente giovani o c'è anche... No, adesso la cosa bella di questo posto è che c'è questa fusione tra giovani, persone meno giovani e tutti quanti ballano, questa è una discoteca, non ha luci particolari, è tutto sotto le stelle, è praticamente un terrazzo sotto le stelle. Senti Giovanni, io ti ringrazio allora, che resto qui volentieri a sorseggiare questo aperitivo, sì sicuramente sì, e vi faccio un in bocca al lupo a voi per l'estate. Crepi il lupo. Cari amici, vediamo quanto ho speso questa settimana per la mia vacanza tra Stromboli e Panarea. All'Iscafo sono partita da Milazzo e sono arrivata a Stromboli e ho speso 22 euro. Albergo mezza pensione per tutta la settimana ho speso 600 euro, ristoranti 210 euro, escursioni lungo la costa 30 euro, all'Iscafo Stromboli Panarea 11 euro, spese varie 100 euro, per un totale di 973 euro. Io vi do appuntamento la prossima settimana con l'ultima puntata di questa edizione della Scia Bianca e se siete curiosi di sapere dove sarò, mi raccomando, viaggiate insieme a me.